Benvenuti alla lezione numero 6 della sezione improvvisazione. E allora, dopo aver visto l'approccio diatonico inferiore, apriamo il nostro manuale a pagina 93 e vediamo l'approccio diatonico superiore. Quindi adesso dobbiamo anticipare un'altra nota della scala con una nota stavolta sempre della scala, però che sia del grado superiore a quello poi di arrivo. Allora osserviamo al numero 8, quindi abbiamo le note di riposo, che sono le prime di ogni battuta, la minima col punto, e osserviamo che queste sono quelle dell'accordo Do, Mi, Sol, Do, poi a scendere Sol, Mi, Do, quindi l'accordo di Do maggiore. E allora queste note valgono 3 movimenti. Sul quarto movimento io suono la nota che sta consecutivamente superiore alla nota Mi di arrivo, quindi Fa, Mi, poi La, Sol, approccio Re, Do, a scendere La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Quindi facciamo questo semplice schema e suoniamo adesso la mano sinistra che ha delle minime, accordi, posizione fondamentale, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ecco, in questo caso adesso andiamo a vedere quindi sulla tastiera l'effetto di questo avvicendamento. E allora, numero 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bene, allora rimaniamo ancora con l'inquadratura sulla tastiera. Vi spiego adesso l'esercizio numero 9. Quindi dopo che avete preso ben confidenza con il numero 8, magari lo potete provare anche su altri accordi. Vediamo adesso sul numero 9 e quindi in effetti non seguiamo più l'ordine proprio sull'arpeggio di Do, ma mischiamo, vedete le note sul pentagramma, abbiamo sulla prima minima col punto Sol, poi Do, Mi, Sol, Do, Mi e Do. Quindi gli approcci saranno Sol, Re, Do, Fa, Mi, La, Sol, Re, Do, Fa, Mi, Re, Do. Quindi insomma mischiare un po' l'ordine per avere sempre il riferimento immediato, a prima vista, diciamo, della nota di approccio. E quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E passiamo adesso anche al numero 10, per il quale adesso abbiamo il giro di Do. Quindi gli approcci si devono adesso avvicendare secondo poi la nota di arrivo dell'accordo successivo, che cambia in alcuni casi. Quindi abbiamo il giro di Do, quindi Do maggiore e La minore a sinistra con legame armonico, poi abbiamo Re minore e Sol maggiore, quindi su Do maggiore mi devo ricordare le note Do, Mi, Sol, La maggiore Do, Mi, La, Re minore Re, Fa, La e Sol maggiore Re, Sol, Si e quindi Sol per concludere. Allora osserviamo gli esempi sul numero 10, con note di ancoraggio abbiamo quindi Mi ancoraggio sul Do maggiore, poi Do sul La minore, poi abbiamo Fa sul Re minore e Si sul Sol maggiore, per poi finire con Sol sul Do. Naturalmente voi provate poi a proseguire e a cercare nuovi ancoraggi con i nuovi approcci. Seguiamo quindi l'esempio sul pentagramma, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E quindi andate avanti sul giro proponendovi nuove note di ancoraggio, quindi di riposo, e quindi studiare le nuove note di approccio diatonico superiore per queste nuove note. Andate avanti per un po' prima di proseguire, quindi prendete dimestichezza, fate anche a diverse velocità e se volete anche con un po' di metronomo, però insomma anche senza il metronomo, così avete il tempo di scegliere le note di ancoraggio e quindi poi di studiare quali sono quelle di approccio. Bene, allora per questa lezione è tutto. Vi auguro ancora come al solito un buono studio e buona musica. Ciao, alla prossima!